Vincere sì, ma ben più che la partita o il campionato. Al Fusion Team Volley si parla di vincitore lato sensu e la massima niciana di inizio stagione 2016-2017 è eloquente. Nessun vincitore crede al caso. La nostra idea è che ciascuno per raggiungere i propri obiettivi deve avere una programmazione, deve fare fatica, deve mettersi a lavorare e non debba sperare che la fortuna cada e gli risolva i problemi. Questo per noi vuol dire avere un'idea di cosa faremo da oggi a 3 anni, di cosa farà una singola atleta all'interno di ogni singola squadra da oggi per i prossimi 3 anni. Non è facile, visti i numeri, la squadra si è allargata e il compito è diventato ancora più oneroso, ma la voglia e l'entusiasmo di fare è rinvigorito ogni volta che entriamo in palestra e vediamo le splendide bambine che ci sono alle mie spalle. Fusion Team Volley riparte per la seconda stagione assieme perché parliamo di un'unione fra Nuove Speranze Martellago, Mestre Volley Center, Polisportiva Arcobaleno, Salzano Volley, Libertas Scorzè e da quest'anno anche Sporting Club Volley Noale. A margine da segnalare le importanti collaborazioni con Zero Volley e Sil Volley. Nell'angolo più a ovest della provincia di Venezia, Fusion Team Volley esporta il proprio motto al di fuori dei campi di gioco, entrando nelle scuole dei comuni coinvolti. La pallavolo non è solo una cosa da fare in palestra, ma è proprio un modo di fare sport, condividere e essere obbligati a passare la palla a un compagno. È una cosa da portare nelle scuole per fare in modo che in un momento come questo, dove ciascuno vada un po' troppo a se stesso, un po' poco alla collettività, tramite lo sport impariamo che ci sono delle regole e che il mio vicino di banco può essere anche un mio caro amico. Lo sport unisce e in un momento, ahimè, dove, come sottolineava prima il direttore sportivo, si tende a un eccessivo individualismo, sapere che c'è una squadra, che c'è un team, che c'è un gruppo, anche di provenienza diversa, che lavora per lo stesso obiettivo, è sicuramente un motivo per me di orgoglio e soddisfazione. Siamo solo al secondo anno, ma nella presentazione stagionale delle quasi 600 atlete coinvolte, tenutasi al Pala PM di Salzano, si è parlato già di statuto, camp estivi, obiettivi e organigramma societario. Luca Padoan è il primo presidente, Chantal Pollon suo vice. Lavorare assieme è sempre bello e soddisfacente. Quando si collabora si vede che va tutto quanto bene e fino ad ora è andata così. Il cambio di mentalità è in corso d'opera e specialmente dal punto di vista tecnico il lavoro è diventato massiccio. 4 allenamenti la settimana da 2 ore e mezza ciascuno per la Serie D, composta da atlete under 16 e 18 e obiettivi sportivi chiari. L'anno scorso era importante capire la direzione e quella direzione l'abbiamo intrapresa. Quest'anno dobbiamo incominciare a collocarci a livello provinciale almeno tra le prime 4 a livello giovanile, e questo lo dico con tutta serenità. È importante riuscire ad avere dei campionati che sono formativi per noi, quindi vuol dire che con le ragazze under 18, under 16 faremo un campionato regionale di Serie D, con le ragazzine più piccole faremo un campionato di divisione. Soprattutto per il campionato di Serie D è importante per noi collocarci in una fascia alta, perché è già in preventivo il prossimo anno di giocare in una categoria superiore, quindi è importante che quest'anno noi riusciamo a stabilizzare questa categoria per ambire il prossimo anno a una superiore. Venezia, per le caratteristiche tecniche nel settore femminile, l'eccellenza è estremamente elevata e quindi questo progetto qua porterà sicuramente a quotare anche tutta una parte di atlete di questo territorio che troveranno in tecnici, società e organizzazione sicuramente un alto livello.